Gaia con Dea Saffica, amici ben ritrovati, siete su Cittadella alla radio, questo è Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Anette, anzi ai microfoni Anette e Marina Luzzi, mia ospite. Non capita mai, che bello. È vero, benvenuta. Grazie mille. Allora Marina, noi lo spieghiamo perché sei qua, perché loro ti vedono sempre dalle 7 alle 9 del mattino in Buongiorno Taranto, quindi i nostri radioascoltatori e telespettatori sono abituati a vederci sulla visual anche la mattina presto, no? Perché fai informazione, tutte le notizie del territorio, insomma approfondimenti eccetera. Però adesso sei in una veste, e per me e per noi tutta la radio, molto importante, perché tu sei arrivata insomma nel podio, al secondo posto specifichiamo, di un premio importante che è il premio Don Tonino Bello. Sì, una bella soddisfazione, una bella emozione. Venerdì sera c'è stata la proclamazione, tra l'altro a sorpresa, perché funziona come agli Oscar, cioè tu vai lì e non sai se effettivamente hai vinto, ti mandano una mail in cui ti dicono che c'è questa, sei nella graduatoria di merito, però non sai, potresti aver avuto una menzione oppure essere sul podio, insomma. Quindi sono stata lì a Molfetta. E quindi uno resta in tensione tutta la serata. Il tempo, sì, oltre 2 ore di cerimonia con un po' d'ansia, però è stato veramente bello. È un premio che vuole raccontare il giornalismo di prossimità, quindi diciamo dare un'attenzione a un giornalismo che racconta un po' le storie, quindi che si sporca un po' le mani, va in giro a cercare notizie, che è quello che noi facciamo in radio. E in questo caso in particolare il pezzo è un articolo che è apparso su Avvenire, il quotidiano nazionale con cui collaboro dal 2012, che racconta un mio articolo, un articolo a mia firma su Avvenire, appunto, per cui scrivo da tanti anni, sul tema dell'indotto ex Ilva. Quindi ho raccontato le storie degli operai che da un giorno all'altro insomma sentono che insomma un po' la terra sotto i piedi sta cedendo, le loro manifestazioni e un po' quell'aria che si tosta respira. come cosa, comunque. È un argomento molto tosto. Poi mi dicevi anche che c'era una modalità di scelta, nel senso che non ci sono le firme quando la giuria sceglie. Brava, no? sì, questo è molto importante in tutti i premi giornalistici, è diciamo una garanzia di serietà, perché si invia, cioè il premio funziona così, si invia diciamo la propria candidatura con un articolo che si ritiene insomma valido da poter presentare alla giuria. Dopodiché insomma nei premi seri la giuria non sa né a firma di chi è né su che testate è apparso l'articolo, quindi legge il formato Word di quello che hai scritto, punto, e stabilisce in base insomma a quello che ritiene se l'articolo è valido, se piace, se risponde insomma a quelli che sono i criteri oppure no. Questo è molto importante perché garantisce una terzietà, insomma non c'è nessun tipo di influenza né negativa né positiva, questo è bello assolutamente, anche perché il giudice deve essere sempre super partes, però sai, magari ci può essere un'influenza psicologica anche indiretta, no? Leggendo il nome di una testata nazionale, invece così può vincere davvero chiunque, anche magari un ragazzo che scrive per una testata web più piccola, perché è importante quello che hai scritto, non dove è apparso. Bello. Noi ovviamente salutiamo anche il primo posto, che è Valeria D'Autilia, che ha vinto questo premio. Siamo felicissimi anche di questo, perché era un premio a cui hanno partecipato giornalisti da tutta Italia e quindi è bello sottolineare che i primi 2 su 2 d'Italia, secondo posto e primo posto, sono andate a 2 giornaliste tarantine. Che bello, che orgoglio questa cosa, è una cosa che vabbè, noi di Radio Cittadella ti facciamo tutte le congratulazioni. Grazie. Perché le meriti e insomma, oltre a questo articolo su Avvenire per cui tu scrivi il tuo lavoro quotidiano qua, per cui insomma ce n'è di storie da raccontare, tu le racconti tutti i giorni, per cui questo è sicuramente un po' nostro anche il premio, permettimelo di dire. Ma assolutamente, è un premio che condivido con voi tutti con molta gioia, perché poi il lavoro quotidiano che facciamo qui mi spinge anche a accendere una luce su delle storie che magari poi porta una ribalta nazionale con l'Avvenire. Che bello amici, io sono veramente felice di questo momento. Insomma Marina, tu lo sai, no? Al di là ovviamente del rapporto quotidiano che noi abbiamo anche a livello professionale, c'è una, come dire, una bellezza, no? Che è quella proprio di avere a che fare quotidianamente al lavoro con delle persone brillanti, capaci, quindi questa è una cosa che, grazie Anna, che non fa altro che farci crescere tutti quanti qua in radio, quindi ecco perché dicevo il tuo premio è anche un po' il nostro premio, c'è pure il nostro presidente che fa finta ma si è emozionato, certo, tutti quanti, il direttore generale, il nostro
Mauro Piero che è qua davanti, ma tutti quanti della radio, insomma, tutta la redazione, eccetera. C'è una cosa particolare che ti ha colpito, quindi quando vorrei un po' il tuo first impression, cioè la cosa quando hai detto secondo posto Marina Luzzi. Allora a quel punto è andata un po', sai come succede, cioè quando sono cominciate le menzioni ho cominciato a spuntare, ok, allora non sono una menzione, quindi non sono una seconda menzione, okay. non sono, e quindi man mano che si andava avanti allora sono sul podio, non sono il terzo posto. A quel punto ci siamo guardate con Valeria perché era anche lei, ha detto è tra noi ragazza, bellissimo, bellissimo. o prima o seconda ce la giochiamo tra noi. Che bello, sono proprio felice di questa cosa. Marina, congratulazioni. Grazie. Noi aspettiamo altri premi perché noi dobbiamo fare qua tutta bella la collezione sul nostro wall di Radio Cittadella. Grazie Marina Luzzi, la nostra Grazie direttrice a te, di redazione e ovviamente giornalista.